L'articolo 2 del decreto legislativo 8108 definisce il dirigente come quella figura che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. Il corso di formazione sulla sicurezza per dirigenti è conforme all'Accordo Stato-Regioni 2025 ed è strutturato in 4 moduli. Si parte con un'analisi del sistema legislativo e del ruolo dei soggetti aziendali, approfondendo le responsabilità civili, penali e amministrative e il funzionamento degli organi di vigilanza. Si prosegue con i modelli organizzativi e i sistemi di gestione fondamentali per strutturare un approccio efficace alla prevenzione. Il terzo modulo si concentra sulle responsabilità operative del dirigente, dalla gestione dei rischi alla sorveglianza sanitaria, dagli appalti alla risposta alle emergenze. Il quarto modulo, infine, è dedicato alla comunicazione interna, alla formazione dei lavoratori e al coinvolgimento attivo del personale nella sicurezza. Il percorso formativo, della durata di 12 ore, è rivolto ai dirigenti e si propone di fornire le competenze necessarie per rafforzare il loro ruolo nella tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.